Sarà mia cura incontrare questo genitore innanzitutto per spiegare come si stava comportando la propria figlia e poi per chiedere un aiuto, perché l'aiuto parte dalle famiglie, però se le famiglie sono sempre le prime a giustificare anche i comportamenti sbagliati siamo davvero distanti dalla soluzione. Il genitore, che sabato ha chiamato il comando della polizia locale dopo che la figlia era stata identificata dagli agenti per gli atteggiamenti tenuti durante i controlli per prevenire le mega risse in città, verrà convocato dal sindaco Conte. Solo con il coinvolgimento delle famiglie, secondo il primo cittadino, sarà possibile risolvere il problema, e alle famiglie si rivolge anche il questore di Treviso. Farei anche un appello ai genitori per controllare attentamente, il sabato pomeriggio, che possibilmente i loro figli evitano di concentrarsi, evitano di aderire a queste iniziative. Mi rendo conto che non è facile, però sarebbe importante un contributo anche da parte delle famiglie. Ragazzini che via social si chiamano e si radunano a migliaia nei centri storici per provocare o assistere a risse, un fenomeno che accomuna diverse città. Io non credo che siano molto legati al periodo di sofferenza legato alla DAD e ai lockdown, è proprio frutto di una moda bruttissima che sta navigando nei social network e che spinge questi ragazzi a commettere delle gesta che poi potrebbero penalizzarli in futuro in modo davvero pesante. Penso ai colloqui di lavoro piuttosto che alle scelte universitarie. Azioni che rischiano quindi di avere conseguenze serie sul futuro dei ragazzi, ma anche conseguenze economiche sulle famiglie, visto che il Comune di Treviso ha intenzione di chiedere i danni anche di immagine. Questa comunicazione sta danneggiando l'immagine di una città e può essere che qualcuno il sabato decida di non venire in città per far shopping o per visitare i musei perché appunto ha letto quelle notizie che sono reali, perché documentano degli episodi spiacevoli. Ecco, tutta quella documentazione farà parte di quel danno d'immagine che noi richiederemo alle famiglie di quei ragazzi che purtroppo sono stati beccati ad assumere comportamenti sbagliati e sono stati denunciati.